I primi tre libri, 4 Questo poi dopo... Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili, qui dal Sorrentino di Trapani e benvenuti alla sfida tra Accademia Trapani e Don Carlo Misilmeri. Un saluto qui da Gabriele Rispetta, gara che vale per la seconda giornata del campionato di eccellenza Girone A Sicilia, una gara che deve servire da riscatto per entrambe le formazioni dopo una prima gara, i primi 90 minuti della stagione che non sono stati soddisfacenti per l'Accademia e non sono stati neanche dolci, golosi per la Don Carlo, fermata appunto sul pari dalla Partinico Audace. Andiamo con le formazioni, partendo da quella della formazione di casa. Accademia Trapani di mister Amoroso che schiera Mistretta in porta, poi 4-3-3 il modulo scelto dal tecnico. Genna, Cammarei, Di Cristina e Centonze saranno i difensori, Campanella, Faro e il centrocampo assieme alle due frecce gambiane Kebba e Dembambai. Poi attacco a 3 con Rafinha e Buongiorno sulle fasce, Secan ovviamente prima punta. Qua la Don Carlo, un omaggio floreale intanto dato dalla formazione misilmerese al loro gruppo ultra dopo la scomparsa di un ragazzo del comune di Misilmeri, e quindi Don Carlo ha voluto omaggiare la scomparsa di uno dei suoi tifosi con un omaggio floreale. Adesso un minuto di silenzio e poi andremo con la lettura delle formazioni anche per quanto riguarda Don Carlo. Fischia la fine del minuto di silenzio il direttore di gara di oggi, il cosentino Michele Aprile, assistito dalla signora Irene Di Florio della sezione di Palermo e dal signor Lorenzo Pomo della sezione di Trapani. Don Carlo appunto che risponde alla formazione trapanese con il 3-5-2 di mister Napoli, in porta di Salvo, poi Vitale, Cosentino e Caramanno in difesa, centrocampo folto con Mineo, Flores, Sanz, Musacciolo e Agolli. E poi l'attacco a 2, la Vardera, Barbera, che già hanno fatto male alla San Giorgio Piana nella prima gara stagionale. Il 2-1 finale che però non è stato poi utile ai fini del doppio scontro di Coppa, in quanto poi San Giorgio vinse di misura al Licali e poi ai rigori è stata proprio la formazione di Piano. Si tende ancora qualche secondo. Inizia la gara qui al Roberto Sorrentino di Trapani, primo possesso per l'Accademia che attaccherà da destra verso sinistra dei vostri schermi in questa prima frazione con la maglia nero-verde che la contraddistingue. Allontano subito Centonze ma non è preciso, allora ritorna sul pallone Flores. Don Carlo appunto con la maglia bianco-rossa che attaccherà all'altro lato rispetto all'Accademia, prova subito a mantenere il pallone e il possesso la formazione ospite con il suo numero 9 la Vardera. Il pallone però arriva alle parti di Mistretta, autore di diverse ottime parate nel corso della gara contro il Bagheria, la gara inaugurale del campionato per l'Accademia. Non è
servito però per portare a casa dei punti, in quanto il Bagheria ha vinto la partita inaugurale del suo ritorno in eccellenza con la rete di Caracappa, 1-1 invece quanto avevamo detto anche in apertura per quanto riguarda Don Carlo, nel match di partenza del campionato contro il Partini Caudati. Un'altra formazione nero-verde, un'altra società con questi colori sociali. Adesso ci prova Genna a salire, palla al piede, centrocampista molto duttile Genna, usato come terzino anche nella gara d'apertura da mister Amoroso. Viene rinnovata quindi la sua presenza nella linea difensiva. Accanto a Centonze c'è Di Cristina che fa il suo esordio con la maglia dell'Accademia Trapani dal primo minuto. Adesso viene chiamato all'ordine di salvo dal suo capitano Alberto Costantino, un uomo sicuramente di maggiore esperienza in campo, 37 anni sì, ma un curriculum che parla da solo. Ce ne andremo più tardi a raccontarvi le gesta della carriera del capitano della Don Carlo. Ora il pallone arriva alle parti di Barbera in maniera pericolosa, allora senza saper né leggere né scrivere mette in sicurezza la sfera Caramanno, altro capitano, l'altro baluardo oggi in campo, quanto riguarda ovviamente l'Accademia Trapani. Fallo qui fischiato ai danni della formazione di casa, può battere da Don Carlo, ovviamente è alla ricerca di certezze dopo un inizio di stagione forse anche un po' al di sotto delle aspettative visto quanto fatto l'anno precedente. Adesso Costantino va verso Di Salvo, sinistro tagliato, può arrivare Barbera ma in fuorigioco, si lamenta con la signora Di Florio che Barbera a Golli, che era l'uomo più vicino all'assistente del signor Aprile. Adesso può andare lontano Campanella con le sue solite sventagliate a cercare la corsa di Rafinha, lì a destra, ancora il portoghese, entra in aria, colpito, non c'è niente. Ha provato a farsi vedere Rafinha, un po' spento nella sua prima gara italiana con la maglia dell'Accademia. Lui che fino alle passate stagioni giocava con lo Sporting Club Farense nella seconda liga portoghese. Adesso Costantino andrà alla battuta di questo rinvio dal fondo, destro a cercare sempre Barbera che prova a spizzare il pallone a Golli e la Barbera a lottare, il 9 probabilmente commette fallo su Genna. Alza troppo lo scarpino qui Barbera, tanta voglia di fare bene per Mattia Barbera, anche lui uno dei tanti prodotti della primavera del Palermo che sono presenti nella formazione misilmerese, sono più invece prodotti del Trapani Calcio, i ragazzi presenti nell'Accademia, per cui sono anche in prestito. Anche il nome un pochettino propedeutico, farci capire le intenzioni dell'Accademia Trapani, quello di sviluppare tanti talenti del territorio trapanese e non solo, e ovviamente a mantenere una categoria, come hanno anche detto i nuovi acquisti nelle interviste di presentazione. L'obiettivo principale è la salvezza, questo soprattutto secondo quanto riguarda il parere di Luca Pizzo, uno dei principali nuovi acquisti nella campagna sessione estiva nero-verde. Pallone lanciato proprio alle parti di Barbera. Flores, la numero 10, prova a giocare lì largo a sinistra, ottima l'idea da un quinto all'altro a cercare a Golli, però non riesce ad arrivare sul pallone. Sarà rimessa dal fondo per Mistre. Sono già passati 5 minuti, ancora poche emozioni per non dire nulle le occasioni qui al Roberto Sorrentino di Trapani. Ne palla Flores, caparbio il 10 ma viene fermato dalla sua imprecisione. Ed è un ottimo anticipo di Di Cristina che può andare largo a sinistra dove c'è Buongiorno
controllo non preciso di Giorgio Buongiorno, che è anche l'unico che ha buchiato la porta avversaria quest'anno per l'Accademia, però era fuori gioco 7 giorni fa a Bagheria. Genna può anticipare a Golli, fa il suo lavoro, l'esterno basso della formazione di mister Amoroso. Adesso il pallone torna al numero 2 da Don Carlo Vitale, qua a vuoto. Che basi 6, c'è sempre comunque Flores, fallo commesso nuovamente da Sisei che rischia grosso ma non sembra intenzionato ad estrarre il cartellino il signor Aprile. Calcio di punizione prima da commesso fallo su Santiago Sanz, poi quello decisivo ai danni di Tony Flores, che adesso mi sembra intenzionato anche ad andare verso la porta. Noi siamo al 7° di gioco, conta i passi il signor Aprile per indietreggiare nel punto giusto la barriera che sta piazzando il portiere trapanese Mistretta. C'è Flores, ma non solo, il numero 10, sono tanti i profili che possono andare alla battuta di questo calcio di punizione, sono tante le soluzioni che ha mister Napoli, tant'è che sta sgolando in questo momento sotto la nostra postazione per vedere chi andrà verso la porta. C'è anche la Vardera, c'è anche Sanz, conta i passi anche Mustacciolo, ma numero 8 va proprio lui in porta. Mistretta, prima parata della sua giornata su un calcio di punizione velenoso di Mustacciolo, ma poco potente per impensierire il portiere dell'Accademia, che adesso però deve subito richiamare i suoi alle armi all'interno dell'area di rigore, perché c'è un calcio d'angolo per la Don Carlo Misilmeri. Ancora tante maglie biancorosse al centro dell'area di rigore. Il pallone arriva proprio lì, esce Mistretta e poi occhio a Rafinha perché può partire in contropiede. Sempre il 10 fermato, una grandissima chiusura di Sanz che poi con calma vuole cercare i suoi riferimenti offensivi. Spunta Flores in aria, ancora il 10 bloccato da Keba Sisei che aveva commesso fallo proprio sull'argentino ex Athletic. Riprende palla Sanz, Mustacciolo poi rischia di perderla a sua volta. A Golli subito a cercare Barbera, strapotere fisico del numero 11 che però ha a che fare con un grande Centonze che ruba palla, contropiede possibile per l'Accademia con Secan colpito. Ancora il numero 11 che Banzi, spunta adesso Secan, palla che rimane lì vittima di un flipper impazzito. Poi Flores a mettere ordine, a far ripartire a sua volta la Don Carlo con Mustacciolo che può aspettare quanto vuole. Poi il numero 8 pesca avanti la Vardera che non arriva al controllo. Era tutto buono per la signora Di Florio. Se avesse controllato questo pallone la Vardera si sarebbe trovato proprio davanti a Mistretta. Una grandissima occasione, grande palla di Mustacciolo che fa valere ovviamente le sue impressionanti qualità. Ancora Caramanno, pallone che arriva al centro, mette fuori Costantino, deve mantenere questo pallone il numero 3 della formazione ospite, Davide Caramanno, classe 2001. Alla fine come si perde sul fondo laterale, sarà rimessa per l'Accademia ancora con Cammareri, capitano nero-verde. Rafinha controlla, poi aspetta l'arrivo di Demba, lì a destra ancora il numero 8 per Cammareri che mette il pallone al centro, la stoppa senza problemi di Salvo che poi fa ripartire in contropiede a Golli. Il primo controllo non è tanto felice ma comunque riesce a mantenere ancora il possesso, poi cambia gioco a cercare Barbera, non è preciso però il pallone di Agolli che forse voleva una risposta dall'altro quinto. Qua riprende palla però Don Carlo con la Vardera che però non è lucido. Alia Flores
fermato anche il numero 10 che preferisce tornare dietro, ha avuto un jolly incredibile qui la Vardera, non si è fatto trovare pronto. Mustacciolo per Agolli, tanti errori individuali in questa prima parte di gara, piccolo orrore dalle parti della porta di Mistretta, prima da parte di un suo difensore, poi anche complice la Vardera. Perde palla Sanza e può ripartire in contropiede l'Accademia con Secan, che è uno specialista di queste occasioni. Ancora Secan, in mezzo a tre prova a passare, il gambiano viene però fermato. Sergio Secan, una gara speciale per lui, visto che la Don Carlo Misilmeri è una delle tante società nelle quali ha militato nella sua carriera tra Serie D e promozione. Adesso è ormai assestato e attestato come bomber di categoria in eccellenza. La maglia dell'Accademia, ancora il 19, scodella questo pallone per Kebba, spunta Rafinha, ancora in aria Rafinha, fermato al momento più bello, poi colpito un'altra volta un giocatore dell'Accademia dalla Vardera. Non è la prima volta, il numero 9 entra alzando troppo lo scarpino, anche se qui mi sembra che più che una vera intenzione lo scontro sia stato fortuito. Ognuno prova a tirare acqua al suo mulino ora alle parti del signor Aprile, e mentre rimane a terra un giocatore della formazione di casa. 0-0 però il punteggio qui al Roberto Sorrentino di Trapani. Accademia 0, Don Carlo 0. L'unico tiro di questi primi 12 minuti sicuramente la conclusione di numero 8 della Don Carlo Mustacciolo verso la porta di Mistretta, che però con un intervento plastico è riuscito a evitare il gol. Non era irresistibile la parabola di Mustacciolo, che però era entrata nello specchio della porta dell'Accademia, e poi Mistretta ha fatto una grande parata comunque per evitare il gol che avrebbe portato in vantaggio la formazione ospite, che adesso deve stare attenta a questo cambio gioco. C'è Genna che fa rimbalzare il pallone e poi arriva al controllo. Genna ancora una volta per Kebba, riprende palla il club di Misilmeri, la corsa poi di Barbera largo a destra, pallone che arriva al centro, ha avuto la Vardera, c'è comunque Flores, Don Carlo in vantaggio, ci pensa il 10 a trovare il suo primo gol con la maglia biancorossa, e 1-0 per la Don Carlo Misilmeri. Dopo la Barbera e Caraman si aggiunge anche Flores nella lista dei marcatori stagionali per quanto riguarda la Don Carlo Misilmeri. Gol del numero 10, ex Athletic Club Palermo, l'anno scorso fondamentale nella formazione di mister Raciti per arrivare alla vittoria del campionato. Quest'anno ovviamente non vuole risparmiarsi, così come fatto 12 mesi fa. Lo fa vedere subito con il gol che porta avanti i suoi, arrivati al quarto d'ora. Sicuramente più Don Carlo in questi primi 15 minuti, anche se la situazione era molto equilibrata. Ora cambia tutto con la rete di Flores, campanella di testa a farsi vedere anche Kebba, che riprende palla. Attenzione a Secan che può partire in contropiede, sempre Secan, destra al centro, fermato, traversone verso Buongiorno. Ora ancora Secan, molto largo il numero 19, una punta tipica, mette cross al centro un'altra volta, viene fermato per la seconda volta consecutiva. Poi lotta di Cristina ma non è preciso, riprende palla quindi la Vardera, che può riciclare questa sfera, andare alle parti da Golli a vuoto. Poi dall'altra parte del campo Mustacciolo ha battuto praticamente alla panchina. Dai Vincenzo, dai! Numero 3 Genna, Accademia, che quindi può cercare di resettare tutto e ripartire come se non fosse successo niente. Per ancora una volta Alessio Genna
campanello. Va con la sua specialità per il cambio gioco, anche se qui non si intendono Rafinha e Cammareri. Quelli che sentite sono gli ultras della Don Carlo Misilmeri, invece questo fischietto appartiene al direttore di gara, signor Aprile, che ha evidenziato la mancanza di palle disponibili per proseguire il gioco che è arrivato al 16° minuto, 1-0 per la Don Carlo Misilmeri, rete di Tommy Flores, la prima dal suo arrivo a Misilmeri. Un'avventura che era iniziata anche con una piccola delusione dovuta all'errore nello shootout contro San Giorgio Piana. Eccola, perché ovviamente è una coppa, una competizione parallela, però fa sempre male uscire ai rigori, soprattutto quando l'errore è tuo. Si è ripresa con prestazioni comunque più che sufficienti. Adesso occhio, il pallone sempre per il numero 9 Lavardera, prova a far vedere le sue qualità da attaccante che ama attaccare, perdonate il gioco di parole, la profondità. Qua Sekan, che è un altro esperto di questo mestiere, prova a girare per Kebba ma non riesce. Allora Flores ancora con un'altra verticale a cercare Barbera, che prova a scaricare il destro, esce male il tentativo di Barbera e lo sentite, viene richiamato anche da mister Napoli, l'ex giocatore dell'oratorio Marineo, nonostante la retrocessione dei suoi, comunque ha mantenuto la categoria con una squadra che punta anche magari a qualcosa in più, come la Don Carlo. Come detto prima, lui prodotto del Palermo, così come tanti altri giocatori presenti in campo oggi, soprattutto tra le fila della formazione che in questo momento è in vantaggio. Ma deve stare attenta alle avanzate dell'Accademia, ancora con Sekan a vuoto, riprende palla Centonze solo per un attimo, deve però fare gli straordinari qui Dembambai. Scambio con Genna, ancora il numero 8 può andare. Sekan, il 2 che non si chiude con Kebba Sisei. Allora Di Salvo prova a mantenere la calma, aspetta che arrivi la pressione degli avversari e poi prende il pallone con le mani. Convocato dalla nazionale siciliana nel corso degli impegni dell'ultima Sichelia Cup, Di Salvo confermato da Don Carlo Misilmeri, con anche la cessione di Zumo, la volontà di farlo centrale nel progetto e tra i pali. La formazione misilmerese, ora occhio però a Genna che scambia con Centonze. Accademia che non ha ovviamente l'obbligo morale e di risultato di attaccare subito, perché siamo ancora al 19°, però ovviamente prima si rassetta la situazione per i neroverdi, meglio sarà sicuramente per mister Amoroso. Qua si lamenta Di Salvo perché avrebbe voluto una verticale istantanea da parte di un suo compagno che però non è arrivata. Adesso il rilancio arriva dalle parti di Mistretta, da un portiere all'altro, questo ping pong tra i due estremi difensori, entrambi molto giovani, entrambi con ampi margini di miglioramento, ma con la piena coscienza che possono essere guardiani dei pali in questa categoria così imprevedibile, così piena di insidie come l'eccellenza. A Centonze, vuoto. Buongiorno, c'è comunque Sekan, deve chiudere Cosentino con un passaggio volontario verso Di Salvo e quindi deve andare per forza con i piedi il portiere Don Carlo. Nel frattempo il pallone è arrivato a centrocampo praticamente, si scontra con l'arbitro Sanz, allora può andare Buongiorno, Vitale commette fallo ma non c'è niente perché c'è vantaggio più che altro. Allora Rafinha con qualche giocata che fa impazzire il pubblico presente qui al Sorrentino, ancora il portoghese col tacco a cercare Kebba Sisei, più stile che altro perché l'efficacia non è stata all'altezza nel corso di queste giocate del numero 10. Allora ancora una volta Demba cercare Capitan Cammareri, lo scambio con il gambiano che cerca e trova Sekan che però non controlla in maniera corretta. Allora Agolli, largo a destra, ancora il numero 7 fermato proprio sotto la nostra postazione, l'abbiamo visto benissimo l'intervento tra Genna e Agolli. Non c'è giallo per il signor Aprile
c'è ancora la via dell'indulgenza, in questo caso Agolli fermato in maniera netta da Genna, che va subito a ristrutturare la propria linea difensiva, indicando ai suoi compagni come piazzarsi per questo calcio di punizione, che adesso proprio il numero 2 Daniele Vitale, che era al centro, giovane Vitale, però sicuramente uno dei principali volti del calciomercato estivo della Don Carlo, l'anno scorso da difensore, 2 gol in Serie D con la Sanremese. Adesso che arriva alle parti di Lavardera, che però era in posizione di fuorigioco, si è alzata la bandierina della signora Di Florio. Mistretta ha già rimesso il pallone in gioco quando siamo al 22esimo, praticamente quasi alla metà di questo primo tempo, che già ha visto una marcatura, quella di Flores. Giancarlo avanti, quando al quarto d'ora numero 10, che qua vediamo rientrare i suoi ranghi. La rete che in questo momento è decisiva, è distintiva per il punteggio. Ancora siamo praticamente a secondi dalla metà del primo tempo, ancora c'è molto da giocare, molto da vivere al Sorrentino di Trapani. Vogliamo un colpo con il braccio da parte di Sanz, può giocare però l'Accademia, nulla da segnalare per il signor Aprile. Poi Centonze torna da Mistretta, non c'erano soluzioni migliori che tornare dal proprio estremo difensore. Ancora Centonze col sinistro, stavolta prova la verticale, prova a cercare largo Secan oppure Buongiorno. Controllo da parte di Barbera, che rimane a terra. Dorante dopo un colpo al volto non fa fermare il gioco il signor Aprile, allora può andare Buongiorno, tutto buono, tutto regolare. Lo scambio con Secan, rientra ai tempi giusti Mustacciolo e evita che l'Accademia possa continuare a fraseggiare nei tre quarti campo misilmerese di Cristina. Caramanno, Cammarelli per Secan, fermato il 19, ancora Figna, controllo in mezzo a 3, non è felice il controllo, poi arriva in maniera regolare Sanz, sbaglia però Mustacciolo, riprende palla Campanella, in mezzo a 2 Campanella, entra correttamente Sanz e poi Mustacciolo non può evitare la rimessa laterale. Sta alzandosi il termometro della gara, che se interventi duri ma regolari in questo momento da parte della Don Carlo. Il tacco di Campanella a cercare la sovrapposizione di Genna, che va a toccare per ultimo il pallone sul rinvio di Daniele Vitale. Rimessa per Andrea Di Salvo, accanto a lui a Caramanno e Cosentino. Vediamo chi sappia il pallone. Caramanno si è allontanato, Cosentino, così come abbiamo visto anche poc'anzi, andrà a battere la rimessa dal fondo. Per Di Salvo col sinistro, stavolta meno tagliato rispetto a un altro tentativo provato dal portiere della Don Carlo, andare con le mani Mistretta. Dembambai per Campanella, ottima giocata a cercare a trovare il capitan Cammareri. Rafinha, lo scambio con Secan, pallone che arriva al centro, Buongiorno può arrivare con qualche secondo di ritardo, scarica allora per Cammareri, che si trovava in una inedita posizione di trequartista, riprende palla però Flores, che poi vorrebbe la sovrapposizione di uno dei suoi compagni, lotta tanto, in questo caso Lavardera, arriva anche all'utilizzo irregolare del braccio a cercare di levarsi di torno la propria marcatura. Nessun giallo, fallo però commesso qui
da Claudio Lavardera. E allora, calcio di punizione già battuto da Di Cristina. Campanella, Rafinha ancora per Campanella, sbaglia per il 14, riprende palla Mustacciolo che non va subito a cercare Barbera, servita adesso, può andare Mustacciolo, fischia il signor Aprile, lamentele da parte della panchina della Don Carlo Misilmeri. Qua poteva lasciare correre il signor Aprile, però ovviamente comunque calcio di punizione, comunque occasione pericolosa per i biancorossi, anche se il rimorso è tanto perché Mustacciolo stava partendo come un treno, stava per entrare nell'area di rigore avversaria. Qua disattenzione che poteva farsi importante per il signor Aprile, che adesso conta i passi, non ha neanche estratto un cartellino. Adesso andrà Flores alla battuta. Poco fa ha tirato Mustacciolo. Ora il signor Aprile va continuamente a rimproverare qualche elemento sia nell'Accademia sia nella Don Carlo. Barbera che si lamenta con la pressione di Dembambai e di Secan. A breve fischierà Aprile, lo fa adesso, può andare quindi Flores, cross al centro, arriva lo stacco! Si tocca il petto Flores, non sappiamo se non l'ha toccato nessuno, fatto sta che Don Carlo è avanti 2-0. Ancora Tommy Flores, sicuramente un bonus se il gol o assist lo decreterà il referto del signor Aprile e anche il replay. Fatto sta che a Don Carlo raddoppia, avanti di 2 adesso. Tutto sta passando dal piede magico di Flores. Prima la rasellata a chiudere, a battere in stretta, poi questo cross velenosissimo sul quale mi sembra si sia avventato comunque questo proprio Barbera, perché andava alle parti delle panchine dicendo l'ho toccata. Cioè Flores, l'abbiamo visto, si toccava il petto, si toccava la zona dello stemma della sua nuova squadra, la Don Carlo Misilmeri, dell'impatto che ha avuto nel corso di questi primi 28 minuti. Ancora Flores in mezzo a 2. Adesso ovviamente gioca sul velluto sia Don Carlo sia soprattutto l'argentino con la 10, colpito altezza schiena Sanz. Santiago Sanz, l'altro argentino in questo momento in campo per Mister Napoli. C'è anche Nahuel Garriga in panchina. 28 gol nelle ultime 2 annate in promozione per Garriga con la Polisportiva Nicosia. In questo momento non è ancora probabilmente a livello anche di condizioni di Lavardera e Barbera per partire al primo minuto. Occhio però a Rafinha, che avrebbe voluto di nuovo Secan lì a destra. Non si intendono i due, questo è un pochettino anche la piena rappresentazione dei primi 30 minuti dell'Accademia. Qualche idea, qualche giocata di fino, ma poi manca l'efficacia, manca l'essere effettivi e cinici, una qualità che mister Amoroso ovviamente sta cercando nei suoi nel corso di inizio di stagione, i primi 270 minuti complicati, senza reti, e adesso diventano 300 proprio nel corso di questi secondi. Centonze Di Cristina,
Campanella dopo il passaggio di Dembambai per Centonze, largo a sinistra. Genna avanzato, non c'è nulla per il signor Aprire. Lo scontro con Genna regolare, può partire in contropiede quindi a Don Carlo, ma è nettamente in posizione di fuorigioco Barbera. Si lamenta mister Napoli, non credeva fosse in fuorigioco il numero 11. E fallo. È rimasta ancora a terra nel frattempo Genna. Andiamo con le telecamere quindi proprio dalle parti del terzino dell'Accademia Trapani, che si lamenta nei confronti del direttore di gara. Vede proprio, la scarpa, la scarpetta destra, quella colpita dal suo avversario. Per il direttore di gara c'è stato il contatto, ma era successivo, non antecedente al primo controllo, al primo tocco sul pallone da parte del giocatore della Don Carlo, che adesso starà attenta, però quest'altro rilancio, anche se un'altra volta esce perfettamente vitale, poi Mustacciolo prova un'altra volta a favorire la corsa di Lavardera, riprende il pallone in stretta. Campanella, può andare l'Accademia. Lasciamo giocare il portiere, tranquillo. 32esimo in corso, Accademia 0, Don Carlo Misilmeri 2. Nel segno di Tommy Flores, gol sicuramente in corso della prima reale occasione da gol per la Don Carlo. Adesso occhio qui, perché si apre una mezza prateria per Barbera, che prova ad andare in velocità. Barbera per Flores, ancora una volta in aria Flores, fermato il pallone praticamente sulla linea, e poi c'è fuori gioco di Lavardera, stoppato il pallone, credo proprio da mistretta, anche se si era tuffato. Un'ultima mossa disperata di Cristina, ha avuto sui piedi il pallone dello 0-3 Tommy Flores dopo il gol dello 0-1, dopo aver messo al centro il pallone che poi è finito in porta per lo 0-2. Abbiamo contezza, purtroppo si è arrivato almeno una deviazione da parte di un giocatore della Don Carlo, e quindi in questo momento ci sentiamo quasi di dare la doppietta personale a Flores, ma più che altro per la prestazione che sta fornendo, per la qualità che sta mettendo in campo il giocatore argentino. E c'è un cambio subito. Cambio per l'Accademia Trapani, entra Giacomo Ravazza titolare a Bagheria, e vediamo chi esce. C'è Centonze nei pressi del bordocampo, ma si avvicina Keba Sisei, esce lui. Ravazza è un terzino, abbiamo visto, come dicevo anche poc'anzi, a Bagheria. Sisei stava giocando come centrocampista centrale. Vediamo chi avanza dei 4 dietro, anche se in questo momento mi sembra Genna più avanzato, forse torna al 4-2-3-1 visto a Bagheria mister Amoroso, con Genna alto a sinistra, Buongiorno trequartista, a destra Rafinha, davanti Sacan, centrocampo a 2 con Campanella e Demba, e dietro Ravazza va a fare proprio il terzino sinistro. Demba, ancora il numero 8, controlla, va alle parti di Centonze, ottimo il gioco per nascondere il pallone, poi però il cross non è preciso, può ripartire in contropiede, un'altra volta una furia qui alle parti di Mistretta, poi il pallone, una furia assoluta. Caramanno che è ripartito perfettamente, superando i suoi avversari. C'è fallo su Davide Caramanno, che ha ripartito perfettamente, aveva dato la possibilità di andare
in porta dei suoi attaccanti. Poi alla fine il passaggio è venuto fuori male perché è stato sbilanciato, tradotto dai giovanili del Catania del Palermo, l'ultimo anno in Serie D giocato al Licata. No, complicato, terminato con la retrocessione del Licata, che sarà la prossima avversaria della Don Carlo Misilmeri, oggi impegnata contro il Bagheria, la formazione di mister Bonfatto. Ma quella è un'altra storia. Pallone che arriva dalle parti di Mistretta e preferisce lasciare scorrere. C'era Cosentino sempre lì in agguato. Gli ultimi unici 4 precedenti tra Accademia e Misilmeri, Don Carlo non ha mai vinto. 3 vittorie Accademia, un solo pareggio, che risale a 2 stagioni fa. Occhio a Lavardera, sempre il numero 9, stoppa, spera Caramano, allontano a cercare un'altra volta Lavardera, riprende palla Campanella che poi con calma trova Dembambai, abile a liberarsi dalla prima marcatura di Mustacciolo, e poi ancora Centonze si propone anche lui, adesso incaricato anche a scambiarsi con Ravazza nel luogo di terzino sinistro. Bravo, qui c'è una Ravazza che prende le palla con l'aiuto anche di Dembambai, poi commette fallo il numero 5 sull'altro numero 5 in campo, ovvero Santiago Sanz. 3 giocatori a terra, oltre all'argentino e alla Don Carlo c'è anche Barbera e Centonze che sono colpiti precedentemente. Calcio di punizione, 38esimo di gioco, Accademia 0, Don Carlo 2, come ho detto anche poco fa, nel segno Tomi Flores. Può andare Vitale, fa proprio cenno ai suoi che andrà con il rilancio lontano. Era Peragolli che però non è riuscito a essere incisivo in questo caso, poi ha atterrato un giocatore dell'Accademia, fallo commesso da Barbera che ha ingolato troppo, aumentato troppo l'angolo del braccio, colpendo sul volto Genna, che adesso va a dirgli 2 parole. Va subito a scusarsi però l'ex oratorio. Mistretta particolarmente arrabbiato in questo caso, il portiere dell'Accademia Trapani. 39esimo in corso, 0-2 fino a questo momento al Roberto Sorrentino. Un'ottantina di tifosi oggi presenti qui all'impianto trapanese, alcuni sono anche muniti in maniera intelligente di ombrello, più che per questi nuvoloni che stanno costeggiando la montagna di Trapani, anche e soprattutto per il sole che nella tribuna scoperta è particolarmente fastidioso. E qui abbiamo una bellissima cabina che comunque ci protegge dalla maggior parte dei raggi solari. Adesso il pallone è per il club ospite, per la Don Carlo, per Caramanno. Va lontano. Poi flipper lì al centro del campo con Flores che va a vuoto, riprende palla da Mbambai, guadagna questo calcio di punizione e soprattutto fa guadagnare metri ai suoi con Campanella che già batte e trova a destra Cammarelli. Il capitano mette un altro spiovente che poteva anche impensierire Di Salvo, che si aggrappa alla traversa e benedice fuori questo pallone che andrà proprio a rilanciare, o forse come ha fatto anche in più occasioni delegherà il rilancio a Cosentino, anche se il numero 12 si porta il pallone sul sinistro e sulla parte sinistra dell'area piccola, quindi credo che andrà lui. Infatti proprio invita il suo capitano ad andare lontano. Rilancio del portiere della Don Carlo a cercare sempre i suoi attaccanti, Lavardera, Barbera che lottano, che sgomitano. Lo fa anche Secan che qua regala un'occasione a Buongiorno che va dalle parti di Rafinha. Ancora il 10, Rafinha, cross messo al centro, non preciso, si è alternato con Genna. Vediamo se in maniera definitiva nel corso di questa azione
Rafinha, Rafael Jesus Pires, chiamata appunto Rafinha, i suoi compagni, i suoi tifosi che attendono la magia portoghese in qualche giocata da parte dell'ex Sporting Club Farense. Nel frattempo può andare lontano Di Salvo e col sinistro cerca un'altra volta Flores, che arriva col piede di testa ma non riesce a evitare l'impossibile, però che questo pallone esca, guadagna qualche metro numero 2 Cammareri, gioca nello stretto, adesso l'Accademia, ultimo tocco di Caramanno su questo tentativo di Secan di mettere in corsa Genna, così viene rimesso velocemente di corsa in campo il pallone da parte della panchina dell'Accademia. Genna lotta sempre con Mineo, alla fine vince un rimpallo da quella parte di campo. Buongiorno, c'è l'ultimo tocco da parte di Capitan Costantino, allora prova a farsi vedere alle parti di Salvo Accademia Trapani, ancora con Rafinha che dalla lunetta andrà a battere questo calcio d'angolo. Assieme a lui c'è Campanella, due esperti possiamo dire sicuramente dei calci piazzati. Credo che andrà il 14 col destro a uscire ancora una volta Costantino, poi con la testa va lontano Musacciolo, fermato in maniera irregolare Lavardera, non estrae ancora dei cartellini del signor Aprile sul fallo di Genna, che è rimasto l'ultimo se non il penultimo baluardo dell'Accademia Trapani in quanto a giocatore di movimento. Pallone nel frattempo arriva alle parti di Salvo quando siamo arrivati al 43esimo. Non ha ovviamente particolare voglia di dare ritmo e intensità all'azione a Don Carlo. Andrà Capitan Costantino, lascia la battuta di Salvo, poi va lontano da un portiere all'altro, in stretta, e forse penserà anche andare direttamente in porta, visto che Di Salvo si trova praticamente sulla tre quarti. Poi ricorda che non stiamo parlando di un campo di calcio a 5, ma di un vero e proprio stadio all'entrata della città trapanese. Nel frattempo c'è un problema per Demba Bay, vediamo di che natura, se è una botta, una contusione oppure proprio un problema di tipo muscolare. Si rialza il gambiano con nazionale di Secan, di Keba Sisei, che però è uscito nel corso di questo primo tempo per fare spazio a Ravazza. Cambio proprio in quella tattica che è viziato da un eventuale problema di tipo muscolare o quant'altro da parte di Keba Sisei. Mossa coraggiosa di mister Amorosi, che adesso si continua a conversare con la sua panchina, quasi come aspettare anche lui un guizzo, una magia da parte dei suoi uomini. Centonza a cercare Rafinha, il tacco di Rafinha, sicuramente quando ha il pallone tra i piedi sa come trattarlo, ma deve mettere anche nelle condizioni corrette i suoi compagni. Qua Campanella non è preciso nel primo controllo, poi viene favorito da questa alla schermata Flores, cercare un'altra volta Musacciolo, è rimasto a terra nel frattempo Dembambai dopo lo scontro con Lavardera, che ha fatto il suo lavoro bene da pivot, da punta, da puntero. Poi Centonze per Ravazza, credo che sia ormai stabilito a sinistra Centonze, Ravazza fa il centrale, una cosa che invece a Bagheria accadeva all'opposto. Ancora pallone di Buongiorno a cercare largo a destra Genna, cioè comunque Secan chiama in causa Cammareri. Di Salvo schiaffeggia la sfera, ma non è abbastanza per dire no a questa occasione per l'Accademia. Poi Centonze si scontra con Barbera, non c'è niente, entrambi cercano
lo scontro non per fare fallo ma per riceverlo a favore. Questa è la lettura del signor Aprile, che non viene anche tanto contestata. Siamo nel tempo di recupero, ovviamente solamente 1 come minuti di extra time. Qua colpisce malissimo. E adesso ultimi secondi di questo primo tempo, era solamente 1 il minuto di recupero, che infatti passa e sancisce la fine di questa prima frazione. Accademia Trapani 0, Don Carlo Misil Meri 2, tutto nel segno di Tommy Flores. A tra poco. Torna ancora una volta a Palermo e la conferma che il grande sport ormai ha scelto questa città. È la conferma di una città viva, di una città che, come ripeto frequentemente, è una città in cammino, perché non posso dire che sia una città compiuta, dove tutto è avvenuto, ma è una città che cerca di andare progressivamente incontro al suo miglioramento. Dobbiamo crederci tutti e dobbiamo lavorare tutti perché questo possa avvenire. È chiaro che molto resta da fare, ma alcuni segnali sono fondamentali, sono importanti. La valorizzazione dello sport e l'incremento dei flussi turistici anche legati allo sport, e Dominate the Water è certamente uno di questi eventi, costituiscono gradini promettenti per salire la scala della credibilità della città e del suo successo. Ecco perché abbiamo voluto ripetere questa esperienza e vedo con piacere che una così folta e gioiosa partecipazione è il più bel premio non solo per gli organizzatori ma anche per la città che ne ha sostenuto l'organizzazione. Ecco, Palermo più in generale come città si sta riprendendo i suoi spazi sportivi, perché oggi per esempio si torna a giocare a calcio al velodromo, lo stadio a breve sarà oggetto di lavori in vista anche degli europei, insomma possiamo dire che Palermo è sempre più a misura di sportivo e di società sportive. Beh, vorrei dire alla faccia dei menagrami e delle prefiche cantatrici di sventura che cercano sempre di omettere di dire ciò che compatibilmente con ciò che è disponibile si sta facendo, e non è poco. Restituire gli impianti sportivi ai palermitani era un impegno di questa amministrazione e questa amministrazione lo sta mantenendo. Oggi si torna a giocare gare ufficiali di calcio al velodromo. Abbiamo già presentato in UEFA la documentazione per la valorizzazione dello stadio della Favorita. Siamo alle soglie dell'approvazione della convenzione per lo stesso stadio. Entro il primo trimestre del 2026 ci saranno consegnate parte della piscina olimpionica, il rifatto il palazzetto dello sport e il diamante. Un'altra piscina è in costruzione. Ecco, io non credo che sia né poco né male. Abbiamo riavvicinato i palermitani allo sport e, come ci fa vedere questo evento, lo sport poi si può realizzare anche in tanti altri luoghi che allo sport si prestano. Il nostro mare, che è straordinario anche al limite della stagione estiva. Sì, siamo contenti, iniziare col piede giusto è importante, la prima in casa, il ritorno in eccellenza dopo tanti anni, quindi siamo veramente molto contenti. Poi è venuta fuori la partita che pensavamo, c'è una squadra molto fisica, tosta, di gamba, hai fatto la giusta analisi. Nel primo tempo probabilmente eravamo anche un po' contratti, non riuscivamo a trovare le nostre trame, non ci smarcavamo bene fra le linee. Poi nel secondo tempo abbiamo sistemato qualcosa e devo dire che i ragazzi hanno creato tanto,
e sai, il rammarico è stato quello di averla tenuta aperta fino alla fine, perché poi quando sprechi 2 o 3 occasioni così come le abbiamo avute, ci può essere sempre, diciamo, l'errore finale, ma fortunatamente i ragazzi sono stati bravi, abbiamo tenuto botta fino alla fine e quindi dai, siamo contenti perché partiamo col piede giusto per questo campionato e mettiamo un piccolo mattoncino per quello che è il nostro obiettivo. Adesso la squadra è attesa da un'importante sfida la prossima settimana, però questa partita, questi 3 punti danno morale anche per il proseguo del campionato. Sì, vabbè, sicuramente, come dicevo all'inizio, partire bene è importante per tanti aspetti, non meno chiaramente quello psicologico, per cui affronteremo la settimana col solito piglio di chi vuole sempre lavorare per migliorare. Chiaramente domenica si andrà in casa di quella che a detta di tutti è come dire, la grande favorita in questo torneo, ma noi porteremo le nostre conoscenze senza alcun timore, cercando di fare la nostra partita e perché no, cercando di portare il risultato a casa pure. Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la prima storica apparizione del Palermo Futsal Club nel campionato di Serie C1 e il destino ha voluto che la prima avversaria fosse il Palermo Calcio a 5. Manca Fiorentino, manca Gennaro, manca soprattutto Lorenzo Chinnici, che lo vediamo qui nei spogliatoi, qui nel pubblico. Intanto inizia anche il match con il primo pallone toccato da Sujan, Corsino e ancora Sujan. Davi punta la porta, Davi raccampo, palla rimane lì poi Romano la sblocca e fa 1-0. Care con Sujan che ne ha 2, si libera dentro e poi Bonanno, qui non è perfetto Corsino, risultanza 0-2. Molto largo, no, cosa fa? Scarica sulla Fiora e qui stava per regalare uno dei suoi gol capitano La Fiora. Sujan, uno schema probabilmente, infatti La Fiora, palo, La Fiora, gol e la palla qui sembrava nettamente in porta. Rosso apre per Orlando, 0-3. Davi uno schema per Torcevia, raccampo, la vedi all'ultimo, mette il piedone, è una sua giocata, palla rientra, può calciare fuori. Poi Lucchese, Torcevia, aveva trovato la porta. Bon Giovanni, qui va a sradicare il capitano avversario. Bon Giovanni, pala. Bonanno lo serve adesso. Bonanno, raccampo. Cignani per dichiaramente dentro La Fiora, pala ancora. Lopez si lotta ancora, la meglio Romano che ne esce in grande stile, palla dentro Torcevia. Gol la nuova maglia per Marco Torcevia. Questa versione da pivot dichiaramente di La Fiora, poi pala ancora. Poi voglio soltanto fare una cosa, calciare, e invece no. Con il tiro che viene ribattuto, Bonanno aveva quasi preso l'incrocio, ma Lucchese, bella giocata, Lucchese, pala ancora. Cignani, bel recupero palla, Cignani allarga, La Fiora, pala ancora. Miranda, dribbling su Lucchese che passa, Miranda! E poi Orlando, 4-5. Romano, contropiede, Russo, Bon Giovanni va a contrastarlo, Russo! Palla su Bon Giovanni, Bon Giovanni mistretta con la faccia! La sentenza solitamente va Torcevia, San Martino, fa una grande parata. Contropiede, Miranda, ha ancora la forza per mettere dentro per il gol di Anania, che esulta e fa 0-6. Poi Corsino gliela va a rubare, ma poi un rimpallo favorisce ancora Anania, ne fa 2. Russo con qualità e poi finisce qui la partita. Termina con il risultato di 0-7, la prima storica partita del Palermo Futsal Club nel derby contro i cugini del Palermo Calcio a 5. L'approccio alla gara era positivo ed è rimasto positivo. Come tu ben dici, dobbiamo limare qualcosa e sbracciarci perché il Licata è stato devastante. L'avevo definita come la favorita per il campionato e così è stato. È stata una partita giocata sui duelli
e i duelli hanno dato ragione al reparto offensivo del Licata. Ringraziamo i tifosi che comunque hanno cantato fino alla fine, speriamo ci supportino sempre, hanno onorato il nostro impegno, però da parte nostra sappiamo che dobbiamo ripagarli in tutti i modi. Settimana prossima si riparte vogliosi e volendo dimostrare che è stato un blackout, che il nostro campionato non passa da queste partite perché il Licata non è alla nostra altezza, ma dobbiamo appunto certificare che il Licata non è alla nostra altezza, ma ce la giochiamo con quelle che sono al nostro pari livello. Con lo scossone societario che è avvenuto, molti ragazzi si conoscono da poco tempo, da una decina di giorni, e come tu ben sai, quando operi soprattutto nel mercato estero rischi che arriva qualche ragazzo in deficit di preparazione fisica, quindi aspettiamo anche che questi ultimi si mettano al passo degli altri. La prossima partita non posso che essere fiducioso, possiamo andare soltanto a migliorare, perché come si dice, dopo che tocchi il fondo puoi soltanto risalire, ma dobbiamo dare una pronta risposta soprattutto ai nostri tifosi. Sta per riprendere la sfida qui al Roberto Sorrentino di Trapani, Accademia 0, Don Carlo 2. Dopo i primi 45 minuti di gioco c'è un altro cambio pronto per mister Amoroso. Sta entrando Samuele Ilari, difensore esterno, però può anche ricoprire ruoli più offensivi nello scacchiere nero-verde. Vediamo anche al posto di chi entra, perché Genna lo conosciamo per la sua duttilità, infatti ha iniziato come terzino basso ed è diventato esterno nella tre quarti offensiva. Quindi cerchiamo di capire al posto di chi sta subentrando. Ricordiamo appunto che il punteggio è di 0-2. Cioè c'è la signora Di Florio, primo assistente, la signora Aprile, e tu di gara di oggi. Esce Demba Bai, numero 8 entra, numero 4 Samuele Ilari. Gli arbitri ci sono, i 22 in campo adesso con l'entrata del numero 4 dell'Accademia pure. Aspetta solamente come venga rimesso al centro del campo e che si possa ripartire. Esce quindi un centrocampista di sostanza.
costanza, che taglia la legna, si dice in gergo, come Demba. Entra Ilari, vediamo ovviamente come si risistema quindi Accademia. Cambio simile è avvenuto nel corso del primo tempo con l'uscita di Kebba Sisei e l'entrata di Ravazza che andava a fare il centrale con Centonza largo a sinistra e Genna che andava a ricoprire ruoli più offensivi, esterne a tre quarti alle spalle di Secan. Intanto andiamo con gli 11 da Don Carlo, che sono sempre quelli di Salvo in porta, Vitale, Costantino e Caramanno in difesa, Mineo, Flores, Sanz, Mustacciolo e Agolli come centrocampisti, Lavardera e Barbera, i due attaccanti. Accademia che riparte con Mistretta in porta, Cammarelli, Di Cristina, Ravazza e Centonze in difesa, Campanella, Ilaria a sto punto, credo, i due riferimenti a centrocampo, i due mediani, con Genna, Rafinha e Buongiorno alle spalle di Secan. Qualche minuto di ritardo, così come il primo tempo per la partenza della seconda parte di gara che arriva adesso. 45 qualche secondo, inizia a correre il cronometro, corre per l'Accademia, invece scorre lento per la Don Carlo, a ricerca della prima vittoria in campionato, la seconda stagione dopo l'andata del primo turno di Coppa contro il San Giorgio Piano. Una vittoria, come abbiamo detto anche in apertura, inutile, visto poi il match di ritorno che ha visto trionfare il San Giorgio per 1-0 e poi rigori passare. Occhio qua alla Lavardera che se ne va rispetto a Ravazza, ancora il numero 9 però deve riciclare questo pallone. Coscagliano al centro, Mistretta, tuffo per dire no agli attaccanti avversari e ora occhio ancora all'Accademia. Rafinha appoggia Buongiorno per la corsa di Secan, lotta con il suo avversario Caramanno, non c'è nulla però per il direttore di gara. Scontro tra Secan e Caramanno che continua a riproporsi, sta facendo sgomitate con tutti. Gambiano, Sergio Secan, capitano nel corso della gara contro il Bagheria per via dell'assenza di Cammareri. Poi c'è il 2 presente, sta guardando adesso i suoi lottare qua con il solito Flores, cercare di prendere palla. Commesso fallo qui da Lavardera su Di Cristina, poi lo scambio d'intesa tra Cammareri appunto e Flores dopo uno scontro precedente. Campanella sempre con questi rilanci precisi per Genna che mette il pallone al centro, esce Costantino, ancora però Cammareri, destro impreciso che si perde nei meandri della linea di fondo campo. Ci ha provato il capitano che adesso sembrerebbe essere più convinto di svolgere il ruolo di terzino destro, con invece Ravazza e Di Cristina a fare i due centrali e a sinistra invece Centonze. Così come avevamo anche ipotizzato nel corso della formazione, dei primi minuti di gara e della formazione che ci è giunta nel corso del pre-partita. Di Salvo ancora a cercare la Barbera e continua a giocare da puntero. Flores di prima a cercare subito Barbera, però fermato sul più bello, a terra Campanella, gioca comunque Flores, poi Mustacciolo non ha la contezza giusta per sfruttare l'inerzia di questo pallone ripreso proprio da Tommy Flores. Ora occhio a Secan che prova a partire in contropiede, preso un po' in controtempo Costantino, spunta lì come un falco Vitale ad aiutare il suo capitano, pallone già rimesso in campo, ancora Secan prova a tenere alto lo sguardo, colpito ma senza alcuna cattiveria Caramanno. Non c'è nessuno per la ripartenza. Incrocia Il signor Apria si è tuffato, sa giù Mario Secan, così come viene chiamato. Sono qua.
ovviamente registrato all'anagrafe, il numero 19 che guarda di salvo. Questo è come vuole studiare. Il portiere che deve colpire, pallone per Agolli, Mistretta, smanaccia, subisce fallo, anticipa Agolli, riceve anche un colpo, non tanto serenamente di Mistretta, a terra. Nel frattempo Agolli, Mistretta non le manda a dire, visto che pensa di aver subito il colpo più grave. Deve entrare in campo lo staff medico della Don Carlo Misilmeri. A terra Armando Agolli, originario di Pace del Mella, esterno che arriva dal Marsala, protagonista nel Milazzo 2 stagioni fa. La compagine lilibetana ha svolto un ruolo importante. Adesso pronto a ripartire alla corte di Mister Napoli qui a Misilmeri. Anche se qui oggi ci troviamo al Roberto Sorrentino di Trapani, 50° in corso, Accademia 0, Don Carlo 2, si rialza Agolli che dal regolamento deve momentaneamente sostare fuori dal rettangolo di gioco, visto che è stato aiutato, è stato ricevuto in cura al suo staff medico Cammarelli. Di Cristina, ancora una volta pallone che Ravazza prova a mettere sui piedi di Genna. Flores riesce anche ad andarsene, poi a Don Carlo con 3 passaggi si ritrova in contropiede con Barbera che mette a sedere il suo avversario. Barbera per la Vardera, in aria non controlla il 9. Così come nel primo tempo ha avuto un'occasione simile, in aria il numero 9, lì dove deve uscire l'istinto da rapace, da killer. Secondo controllo mancato, la partita di Lavardera in aria, sta facendo tantissimo gioco sporco, sacrifica tanto, ma questa è la seconda volta in cui un attaccante come lui deve fare gol. Bravo anche Barbera a metterlo nelle condizioni di fare male. E qua Sanzi si scontra con Buongiorno, il fallo lo commette Buongiorno che però è rimasto a terra, ha subito un colpo al volto, ma il fallo ha commesso proprio il giocatore dell'Accademia, prodotto della settore giovanile della formazione trapanese. 4 gol l'anno scorso per lui nella stagione 24-25. Quest'anno è l'unico ad aver battuto un portiere avversario tra i suoi compagni, almeno fino a questo momento, dopo 3 partite e mezza, ma il suo gol è stato annullato per fuorigioco. Lotta nel frattempo a Golli e Centonze, pallone ancora buono, anzi no, aveva provato poi a girare verso la porta avversaria del numero 8 Mustacciolo, ma Golli non è riuscito a mettere in tempo il pallone all'interno della box avversaria. Mistretta, destro a cercare Capitan Cammarelli, che praticamente con il ginocchio ha servito Buongiorno, che ha commesso fallo. E allora ancora una volta il lavoro di Sanzi, il lavoro di Flores, vogliono meritarsi questo asado argentino al termine di una domenica sicuramente più che sufficiente fino a questo momento per l'ex Athletic Flores, anche per Sanz, gara di piena personalità per il mediano della formazione di Mister Napoli. Adesso ancora Genna a lottare, Secano quasi con la spalla a girare, ma male perché spunta Golli. E poi ancora la Vardera, sfida in profondità Ravazza, che però è bravo nell'anticipo. Centonze prova a fare correre ancora una volta Secano, ma Cosentino lo anticipa, anche se il pallone non esce. Adesso sì, dopo il tocco di Rafinha, la deviazione sempre di Capitan Cosentino. 53 sul cronometro, diventano 54. Buongiorno, solo in aria. Non parte il cross, o almeno era partito ma non arriva a destinazione. Il cross di Centonze
Un'altra deviazione avversaria, sempre Buongiorno, fermato prima del tiro, non c'è niente, il pallone è ancora buono. Il signor Aprile non ha sanzionato questo intervento su Buongiorno. Il pallone comunque poteva essere pericoloso, arriva alle parti di Salvo che comunque esce perfettamente in presa alta, ancora a terra Buongiorno che si rialza ora ma sicuramente non le manda a dire al direttore Cosentino, alla seconda direzione stagionale, dopo aver arbitrato sul Mona Sant'Egidiese 2-1 nella prima giornata di eccellenza abruzzese. Un giramondo a tutti gli effetti il signor Aprile già da qualche anno nel roster degli arbitri di eccellenza, soprattutto qui in Sicilia, li copre questa zona qui, essendo anche calabrese di origine. Occhio a Lavardera che stavolta però esagera nel lottare corpo a corpo con Ravazza. 5 tra i due. Testimonianza comunque del fatto che sì, c'è qualche scontro violento e veemente, figlio di un agonismo normalissimo per una gara che vale punti pesanti, perché siamo all'inizio della stagione, adesso molto si capisce da questi primi minuti, molto si va definendo proprio in funzione di questi minuti nel corso dell'annata, e quindi ci sta che ci siano degli scontri veementi al centro del campo e si continua a lottare, però una gara comunque corretta fino a questo momento. Ora Rafinha, cross che arriva al centro, chiusura decisiva un'altra volta da parte di Caramanno, e poi occhio perché Ravazza è solo con due falchi, Barbera e Lavardera pronti a pressarlo con personalità. Giacomo Ravazza, un classe 2007 ricordiamo, anche lui prodotto puro trapanese, Trapani Calcio, scuola sua di provenienza in termini di giovanili, qua non preciso. Caramanno forse il primo errore di una partita però perfetta dell'ex Licata. 56esimo in corso, si chiude adesso il minuto in questione. Cross che arriva di nuovo al centro di Salvo, una certezza ma si arrabbia tantissimo. Il portiere di Misilmeri sa che questi cross non devono arrivare al centro dell'area, magari i suoi si cullano avendo un portiere come lui a difenderli, però sempre meglio evitare che certi palloni arrivino in area di rigore. Col tacco addirittura Mineo in qualche modo ha evitato che la sfera arrivasse a Genna, che torna al centro del campo perché c'è calcio d'angolo e perché lui non è uno specialista, però lo stesso Mareri gli dice vai a rimorchio, pallone che arriva al centro da parte di Campanella, proprio Genna infatti a pressare ma non in maniera precisa perché può ripartire in contropiede da Don Carlo, ancora con Flores, passaggio col contagocce a cerchiare a destra Lavardera che non controlla un'altra volta benissimo, ma stavolta comunque è sufficiente per dare il pallone ad Agolli. Ancora il 7, rientra sul sinistro, cross che arriva al centro, Flores stoppa col petto, spunta Mineo, non precisa la difesa dell'Accademia, flipper impazzito al centro dell'area di rigore, esce poi con esperienza, con calma olimpica Cammareri. È successo di tutto nello spazio di pochi centimetri, di pochi secondi. La palla è sempre da Don Carlo, sempre per Mineo, che ha agito nell'ombra nel primo tempo, però il suo apporto lì a sinistra è stato fondamentale. Occhio al pallone che arriva nel frattempo in aria, prova a girarsi Lavardera, che ha avuto la prima vera occasione nella quale è riuscito ad andare verso la porta con un controllo e una girata degna da un attaccante che ha anche il suo curriculum. Ricordiamo Lavardera che arriva dalla super giovane Castelbuono, uno dei prodotti più brillanti degli ultimi anni usciti dal calcio Sicilia, acquistato poi dalle giovanili del Cosenza. Occhio a questo pallone che viene messo al centro, è arrivata deviazione di Costantino, ma il signor Aprile aveva fischiato prima che potesse battere questo calcio d'angolo a Don Carlo perché c'era un problema al centro dell'area di rigore.
Adesso sì, adesso si può andare. Arriva un'altra volta il pallone al centro. Stavolta c'è un altro fischio, ma è definitivo in questo senso. Fallo in attacco. Può andare quindi l'Accademia. Commesso da Vitale, credo. Ci hanno visto male il fallo nell'area di rigore dell'Accademia, che adesso può andare lontano con questo rilancio a cercare Genna. Un po' dimenticato la difesa della Don Carlo, però Di Salvo è in netto vantaggio e anche con qualche secondo di ritardo può arrivare a controllare questo pallone. Mineo. Campanella vince il primo contrasto e poi Flores mette in corsa Mineo. Qua Ravazza, personalità da vendere per questo ragazzino che un'altra volta ha fatto un intervento di vitale importanza, perché altrimenti Mineo si sarebbe trovato in area di rigore. Nel frattempo esce Angelo Di Cristina, suo debutto dal primo minuto con la maglia dell'Accademia. Esce un difensore, entra un attaccante, perché adesso è il turno del giocatore, il proprietario del Trapani, Cristian Ammucciato, e questo è un chiaro segnale che vuole dare mister Amoroso. Credo che Giunna tornerà a fare il terzino o comunque a ricoprire ruoli difensivi, e Ammucciato va a fare la punta con second trequartista Rafinha e Buongiorno sulle fasce. Occhio ancora a Barbera che prova a scaricare il destro, non esce bene il tentativo del numero 11. Chen si trova adesso a sinistra, vince qualche rimpallo dalla carica giusta il numero 3, Secan fermato sul più bello, la Costantino che poi va lontano ma nella terra di nessuno. Mistretta quindi per Centonze, Campanella, Ravazza, il migliore dei suoi in questo secondo tempo, rilancio però impreciso, Di Salvo può farla su. Rilancio Di Salvo impreciso, Campanella mette a testa su questo campanile, poi Flores fa quello che vuole a centrocampo, cambia gioco per Agolli che non controlla perfettamente, ma comunque riesce ad andare al cross al centro per Barbera, esce bene, un'altra volta Mistretta e quasi vorrebbe partire con i suoi. Campanella, un filtrante per vie laterali a cercare Buongiorno che prova a centrarsi, passaggio a sinistra dove c'è Ilari che può divertirsi, va da Ammucciato, prova a difendere il pallone, Cosentino lo tocca semplicemente e lo mette in rimessa laterale. Buongiorno, Ammucciato, sinistro bloccato, il numero 20 comunque prova a farsi vedere, Centonze è solo, che incredibilmente arriva in aria ed è pericoloso. Ancora Centonze a lottare, la tocca la Vardera, ancora il numero 9, scambio con compagni di centrocampo, però non si chiude nel migliore dei modi. Ancora una volta Ammucciato può andare lontano, c'è Secani in agguato, Di Salvo, è l'ennesimo pallone che prende il numero 12 che sta leggendo d'anticipo tutte le trame dei suoi avversari. Qua il tocco di Barbera è perfetto per sciorinare Mineo che poi guarda la Vardera, fuori gioco. Non è partito con i tempi giusti la Vardera, si arrabbia infatti l'ex Castelbuono, anche mister Napoli richiama Mineo che aveva fatto una cosa buona a sovrapporsi dopo il tocco di Barbera che così si era svincolato all'azione, però comunque aveva permesso ai suoi compagni di reparto di poter essere pericolosi. Qua nessun cambio per mister Napoli, qua rischia Centonze sul pressing di Claudio Lavardera. Secan prima cercare Ammucciato, ancora il 20,
Ammucciato ci mette i guantoni. Grande parata di Andrea Di Salvo sul suo palo, si poteva fare meglio. Il pallone era insidioso però non potente, però comunque la parata è importante, la parata salva il risultato. 64esimo, sentite come si stanno scolando qui nelle due panchine. Campanella mette il pallone al centro ma in maniera nettamente imprecisa, non funziona stavolta il destro del numero 14 ed è una grande novità. Adesso Di Salvo aspetta, si scalda anche da Guanno per mister Amoroso, potrebbe entrare anche lui. Lo stop qua di Mineo è un'altra volta intelligente e utile. Torna sempre al 4, poi Flores aspetta e cambia gioco in maniera imprecisa ma di poco. Genna chiude perfettamente, poi Bongiorno non riesce a tenere questo possesso, comunque Vitale lo tocca questo pallone prima che esca e allora può andare l'Accademia, cambia gioco verso Rafinha qui. Ancora Rafinha prova a inventarsi qualcosa, duello fra numeri 10. Campanella prova il destro, Di Salvo non trattiene, ancora Secan, pallone per Bongiorno che viene mangiato in area di rigore, poi entra Secan senza fallo, insiste l'Accademia, arriva un altro pallone al centro, la corsa di Ilari a provare a mantenere il possesso buono per i suoi, mantiene il pallone in campo, non la palla, ripresa ora dal suo compagno Centonze, lo scambio ancora tra i due, c'è Ammucciato, vuole librare il sinistro, Ammucciato non gira a dovere il suo mancino, ma comunque è calcio d'angolo, c'è una deviazione, ci crede l'Accademia, vuole sfruttare questo momento. Campanella un'altra volta per redimersi dopo il precedente corner battuto male, stavolta la palla è tagliata, esce bene Barbera e occhio alla Bardera, riprende palla dopo due colpi non fallosi per il direttore di gara Mustacciolo, che rimane a terra. Momento confuso della gara, nel frattempo viene chiamata l'attenzione del signor Aprile. Aspetta signor, non abbiamo chiamato, sto vedendo l'intervento prima. Veloce. Cambio non per la Don Carlo, pronto a entrare nel frattempo nei biancorossi Nahuel Garriga, ma per l'Accademia. Quarto cambio quindi per mister Amoroso, esce Rafinha, dentro Pizzo. Esce 10, entra 9. Pizzo, attaccante più centrale, Rafinha può ovviamente svariare grazie al suo enorme estro. Pizzo più un bomber di area di rigore, credo che si alternerà con Secan per vie centrali, oppure forse ancora meglio si alterna con Ammucciato nel corridoio centrale, Secan a destra, Bongiorno a sinistra, 4-2-3-1. Amore, per quanto riguarda la parte offensiva di mister Amoroso, credo che si andrà ad instaurare così per questi minuti finali da Accademia Trapani Don Carlo Misilmeri. 0-2 punteggio qua al Roberto Sorrentino di Trapani. È entrato anche Luca Pizzo, ex Montenero, che è tornato in Sicilia dopo le esperienze con Castellammare e Marsala, sempre quindi qui nel trapanese. Questo pallone alzato in maniera poco ortodossa da Vitale, che non mantiene il possesso, non mantiene il pallone in campo, rimessa in fase d'attacco per l'Accademia, ancora con Campanella che viene a sostegno. Genna prova a mettere il cross al centro, viene fermato però il numero 3, che sta giocando praticamente in ogni parte del campo.
Mi è richiamato dalla signora Di Florio l'arbitro Aprile. Credo che alla prossima occasione ci sarà il cambio. Secan non tocca il suo dipendente, tocca per ultimo il Gambiano. Allora, chiamato il direttore di gara, sta per entrare Nahuel Garriga. L'abbiamo presentato anche nel corso del primo tempo. Per lui 38 gol in 2 anni, Nicosia in promozione. Esce Mattia Barbera, gara di personalità, ha provato spesso e volentieri la conclusione, ma quello in cui si è distinto sicuramente è l'aver messo nelle condizioni corrette i suoi compagni per fare male. Abbiamo visto in occasione del gol di Flores, ma anche e soprattutto in diversi fraseggi che hanno portato i suoi compagni come gli esterni, o come adesso la Vardera davanti alla porta. La Vardera ha avuto l'occasione per calare il tris e sbaglia un'altra volta il numero. Proprio di questo stavamo parlando, e il ruolo di Barbera l'ha impersonato correttamente Garriga, che ha fatto la prima sponda corretta per liberare la Vardera, che ancora non ha sviluppato al 100% il suo impressionante killer instinct, che oggi sembrerebbe essere un po' assopito. Vediamo ovviamente se si redimerà nel corso delle ultime parti di questa gara. Nel frattempo Pizzo va ad alzare di forza un giocatore, a Don Carlo, che è rimasto a terra. Cerchiamo di capire anche noi da qui, visto che proprio l'azione sta svolgendo dall'altra parte del campo rispetto alla nostra cabina di commento. Vuole vederci chiaro anche il signor Aprile, vogliamo vederci chiaro anche noi. Si è rialzato, se non vado errato, credo Mustacciolo. Questa comunque che Mister Napoli ha fatto il suo primo cambio del pomeriggio. Dentro Napoli Garriga, argentino, fuori l'ex marinero Mattia Barbera. Mancano praticamente 20 minuti, siamo un po' più avanti rispetto al 70°, ma credo che il recupero sarà più cospicuo rispetto al primo tempo, e quindi possiamo dire che mancano poco più di 20 minuti alla fine della partita. Va lontano da Don Carlo, Centonze rilancia a cercare Pizzo, ultimo tocco da parte di Caramanno, ma solamente per un attimo. Continua a lottare Luca Pizzo, forse un po' troppo, commette fallo, lo guadagna Santi Sanz. Adesso dice chiaramente a Vitale di battere lui, di far aumentare il baricentro del Don Carlo, che si è un po' schiacciato nel corso del secondo tempo, qui anche di un atteggiamento più difensivista e di un punteggio che sorride al momento alla squadra di Mister Napoli. Va lontano di salvo, sinistro tagliente che finisce alle parti di Garriga, anche se viene anticipato l'argentino. E poi qua non si intendono i giocatori biancorossi, può ripartire in contropiede a Mucciato, largo a sinistra, il 20 viene ripreso subito, non corretta, giallo per il numero 7 Agolli, che è anche il primo ammonito della gara. Si sgolano qui per il cambio, forse uscire sarà proprio Agolli. Pronto Acquaviva qui sotto la nostra postazione, vediamo al posto di chi. Si sgola la signora Ivana Di Florio per chiamare il direttore di gara, il signor Michele Aprile. Cambio. Di solito non si effettuano cambi nei calci piazzati, ma qua credo che sia anche abbastanza forzato il cambio. Scende il numero 8, dicevo anche poco fa, Mustacciolo, che ha ricevuto un colpo, è zoppicante, esce claudicante dal campo. Al suo posto entra Acquaviva. Era venuto il dubbio
dopo l'ammonizione di Agolli, ma qua Vivo va a prendere il posto del numero 8 al centro del campo nel 3-5-2 della Don Carlo. Occhio adesso a Campanella con l'uscita di Rapigna, e lui l'addetto ai calci piazzati. Il suo destro può essere pericoloso, vediamo come si configurerà questo calcio di punizione per l'Accademia. 74 in corso dei 90 previsti per questa gara. Aperto la marcatura! Conta i passi del signor Aprile. Attimi ovviamente di attesa. Può andare Campanella. Prima che arriva al centro Di Salvo, un'assicurazione sulla vita. Andrea Di Salvo un'altra volta a prendere questo pallone. Va col sinistro lontano, poi con la testa a rispondere Cammareri. Adesso riprende palla Don Carlo, atterrato. Qui Garriga si prende la punizione. Fallo di Cammareri, capitano dell'Accademia, prodotto del Trapani, ha giocato dal 2005 al 2011. Fallo commesso da Garriga, Garriga, che adesso si va a posizionare assieme a compagni avversari proprio al limite dell'area di rigore difesa da Mistretta. Sul punto di battuta Flores e Sanz. Con ogni probabilità parlerà argentino questo calcio di punizione. Vediamo se è Santi Sanz oppure Tommy Flores. Chi dei due andrà a battere? Va Sanz, deviazione della barriera, deve uscire Mistretta e lo fa con sicurezza. Bravo qui il numero 1 della squadra trapanese. Ora ancora Cammareri, andare lontano non preciso, può lottare al centro del campo. Flores, pallone buono ancora per la Bardera che era in posizione di fuorigioco. Forse poteva anche andare prima con la bandierina del signor Poma, qua invece non va completamente. Il tentativo di Samuele Ilari, va con le mani di Caramanno ancora a cercare la giocata da parte della Bardera, pressare forte Flores. Costantino qualche metro e Vitale spara lontano, ancora Flores a lottare. Adesso parte una sorta di ping pong tra Lione da campo, prova a invitarsi anche Secan a questa sfida. Acqua Viva tocca i suoi primi palloni, poi ancora Ilari. Centonze, largo va a sinistra dove c'è Genna, pallone deviato, ultimo tocco però è di Genna. Prende benissimo ex Fulgatore, piani anche a Dattilo, anche alla Riviera, Marmi. Adesso palla, un'altra volta l'Accademia, ancora con rilancio a cercare Buongiorno, fermato però da Caramanno, può andare subito Cammareri, ancora Buongiorno, sempre per il capitano che mette questo pallone al centro, a lottare Secan. Di Salvo lo tiene vivo questo pallone. Si saluta momentaneamente il sole. Di Salvo va col sinistro a cercare un'altra volta Garriga che sfida in velocità Centonza, ancora Garriga che invece di servire la Bardera prova la giocata personale e forse sbaglia, perché il 9 era messo sicuramente meglio. Qua rischia tanto Mistretta e chiede scusa a Ravazza che comunque riesce a riciclare questo pallone. Ancora Secan col tacco a chiamare in causa Genna, fermato da Vitale. E a Don Carlo ordinata. Il mister Napoli vuole sempre qualcosa in più e si vede come sta richiamando i suoi. Il mister Amoroso invece praticamente in campo a dire ai suoi cosa fare per cercare di
di togliersi di dosso questo peso. Il gol mancante, ancora Cammareri al centro, Pizzo colpito, anzi no, anticipato semmai da Vitale, quel fallo però lo commette Ammucciato, 79 che a breve diventerà anche 80 e a breve quindi ci andremo a gustare gli ultimi 10 minuti di tempo regolamentare più recupero, quelli che avrà a disposizione con ogni probabilità Daguano, che è pronto a entrare, il quinto cambio di mister Amoroso. Quando è di salvo con qualche secondo di ritardo il fischio del signor Aprile, ancora Golli, lottare, Garrica che è dappertutto, il numero 19, è entrato molto bene. Anda con le mani a Golli. 4 maglie bianco-rosse in aria, una di queste è Vitale che va a fare la sponda, la Vardera prova a controllare il pallone che rimane lì, Ravazza un'altra volta a chiudere in maniera più che sufficiente, poi Costantino col ginocchio non rende il pallone giocabile per nessuno dei suoi compagni, però il rilancio di prima intenzione di Ilari era evitabile. Adesso viene chiamato il cambio. Esce Buongiorno, Ilari va a fare il terzino a destra, Cenna va a fare l'esterno alto a destra e Daguano il ruolo che Ilari stava facendo assieme a Campanella, ovvero il doppio mediano del 4-2-3-1 di mister Amoroso. Quindi Ilari a destra, Ravazza e Centonze centrali, Cammareri terzino a sinistra. Tanti cambi tattici, le sta provando tutte mister Amoroso, un po' più pragmatico e solido anche nel suo credo calcistico. Mister Napoli che non sta stravolgendo più di tanto il suo 3-5-2 né come interpreti né come personalità in campo, ruoli, istruzioni particolari. Qua è bravo uno dei due entrati proprio, Acquaviva a riprendere palla, l'altro personalità, l'altro subentrato in campo è sicuramente a Golli, perdono Garrica, che invece era Golli a cercare di gestire questo pallone, a perdere forse anche qualche secondo più che altro. Flores con la testa, Sanz spinto alle spalle, Santiago Sanz da Saju Sekan, 0-2, punteggio ancora lo è dal 35esimo quasi, da quando Flores ha messo il pallone al centro. Ancora adesso non sappiamo se qualcuno ne ha toccato, e invece è entrato Lindo. Il calcio di punizione battuto proprio dall'ex Athletic, che ha bissato quindi il gol segnato al 15esimo, che aveva aperto la sfida, almeno dal punto di vista delle marcature del tabellino. Daguano spunta Garriga, lo scontro con uno degli altri subentrati nel corso della ripresa, ovvero Danilo Daguano, falloso, calcio di punizione per l'Accademia, battuto anche con qualche metro di distanza rispetto al punto dove è avvenuto il fallo da parte di Cammareri. Una volta Don Carlo che riesce a pulire bene, sta difendendo in maniera ordinata senza strafare più di tanto a Don Carlo, non si sta neanche prendendo dei rischi magari nel tentare di anticipare o di raddoppiare alcune zone del campo, sta facendo il suo. Il 3-5-2 è un sistema di gioco che ti aiuta in tal senso. Adesso proprio la Vardera riesce ad amministrare questo pallone, può andare Flores, quando ha il pallone sembra quasi un incantesimo, nessuno riesce a contrastarlo. Qua non è preciso il cross messo al centro da parte di Mineo, che va a tornare subito a difendere dopo il tentativo di sovrapposizione. E qua vedete quello che dicevo io, Mineo con calma
sa quando attaccare. Va da Garriga che vince il primo rimpallo, anche il secondo, e davanti alla porta Garriga. Mistretta gli chiude la saracinesca. Occhio ancora Acquaviva. Pallone sempre utilizzabile dalla Don Carlo con Garriga che gira perfettamente, anzi sembrava fosse perfetto questo pallone, ma ancora una volta arriva in maniera corretta Ilari, dice di no all'altro numero 4 ovvero Mineo. Poi il tocco di Genna impreciso. Torres e Mineo ancora a scambiare. Garriga poi ha provato a cercare nuovamente il numero 4, viene fermato ma riprende palla da Flores e poi Garriga non è preciso, nel sinistro messo al centro. Occhio a questa Accademia che prova a ripartire a sinistra, poi gesto quasi di stizza di Ammucciato. Nel frattempo Genna aveva chiesto il cambio, ma sono già stati esauriti i 5 cambi da mister Amoroso, che evidentemente non ce la fa più. Alessio Genna, come biasimarlo, praticamente ha fatto tutti i ruoli, nel mezzo centrale, entrambi i terzini, entrambi gli esterni. Qua ancora pallone buono per Garriga, esce bene Mistretta, aiutato anche da un Ravazza che comunque, possiamo dirlo, ha sbagliato pochissimo. 85, da Guan, prova ad andare lontano, sinistro impreciso, poi Flores, Sanz, Acquaviva, 3 centrocampisti, 3-5-2 di mister Napoli, traseggiano e provano a creare spazi giusti. La Vardera li aiuta, Flores guarda la porta, fece lo scambio, ancora triangolazioni al limite dell'area del rigore, forse si piace un po' troppo qui a Don Carlo e allora può andare Ammucciato. Secan che poi scade in un sorriso ironico dopo che aveva evitato di andare su questo pallone che sembrava essere ormai preda di Vitale, invece numero 2 ex sanremese lascia scorrere e fa bene. Non solo ex sanremese, anche esperienza a Prato ad esempio, uno che nonostante la carta d'identità ci possa suggerire altro, ha già diverse esperienze soprattutto in Serie D. Colpo alla nuca per un giocatore biancorosso, quindi qualche secondo di pausa, è proprio Daniele Vitale che torna a difendere la propria metà campo in base ai non possesso. Il 3-5-2 di mister Napoli non si snatura più di tanto. Chi però sicuramente sta svolgendo un ruolo più difensivo tra i due esterni, tra i due quinti, è Mineo, con Agoli invece che continua ad assaggiare l'erba della metà campo avversaria più che quella di sua proprietà, con Mineo invece che sta aiutando molto lì sulla catena di sinistra Caraman, come se si difendesse a 4 a Don Carlo quando non ha il possesso del pallone. Ma adesso lontano Di Salvo, sinistro impreciso, Agolli neanche prova a saltare per fare quello che sarebbe stato un'impresa, per non dire una cosa del tutto impossibile, però recuperare questo pallone impreciso lanciato da Di Salvo è comunque un sinistro abbastanza educato, l'abbiamo visto nel corso della gara. Ancora Campanella, lo pressa forte sempre Garriga, Flores prende palla Flores senza fare fallo, poi il pallone per la Vardera, anticipato da Centonze, commette fallo la Vardera. Non ci stava assolutamente mister Amoroso, credeva che l'intervento di Flores su Ilari fosse falloso, tant'è che ha anche scalciato la bottiglietta d'acqua, messa praticamente in campo. Tutta la stizza del tecnico che è tornato l'anno scorso sulla panchina dell'Accademia Trapani, ha fatto fare alla squadra un campionato sicuramente ben oltre le aspettative iniziali e poi adesso avrà tante gatte da pelare. Poi cade male la Vardera, non riesce a girare questo pallone, poi un'altra volta da Guanno, non è complicato, dato da Ilari, poi da Guanno, Secan, prova il tocco, Mineo lotta con Flores,
ancora tante lotte tra parte di campo, Flores e Sanz, soprattutto spunta Secan, lo chiude Karaman che non riesce a evitare il calcio d'angolo, tiro alla bandierina per il calcio d'angolo è rimesso a laterale, allora può andare Secan non in maniera super precisa, comunque riesce ad arrivare nell'area piccola questo pallone, ma quando arriva nell'area piccola molto spesso è preda di Salvo. Pronto un cambio nel frattempo per la Don Carlo, il pallone quando uscirà con ogni probabilità sarà effettuato questo cambio che vede protagonista il numero 20 Salvatore Cusimano. Ha giocato anche l'ultima ora Cusimano, adesso dell'assente Motisi, adesso minuti per lui. Prova a insistere nel frattempo Lavardera che guarda la porta, Lavardera colpisce Ravazza, Acquaviva, ancora il 18, Lavardera, destro sempre murato, sempre a Ravazza che gli si è attaccato come se fosse una figurina. A Golli, il pallone arriva al centro, viene sempre fermato, ancora Acquaviva prova a renderlo giocabile, Cosentino preferisce, ritorna da Vitali e poi da Di Salvo. Ordine, quello che sta invocando la panchina di Mister Napoli, quando siamo al 90° ormai. Ravazza con la testa per Mistretta che mette giù e credo che andrà a rilancio. Secan, ancora il 19, a Golli, urla tua a Vitale, qua non si intendono, però Sanz il comparto di centrocampisti della Don Carlo va bene al rilancio di Salvo, ha avuto Flores, tante piccole imprecisioni ma non riesce ancora una volta l'Accademia a fare male. Campanella, Cosentino, rischia anche il capitano, spunta adesso Ilari largo a destra, lo aiuta Ammucciato, ancora il 4, lo arriva al centro, esce una tutta Cosentino, poi da Guanno, prova a scambiare un Campanella, colpito da Guanno, voleva un fallo, nulla, pressione ancora Ravazza, prova il tiro e qua brutto scontro tra Lavardera e Ilari, qua è pronto il giallo per Lavardera ed è rimasto a terra anche Samuele Ilari, speriamo nulla di grave, che sia più arrabbiato per la decisione arbitrale che recita cartellino giallo per Lavardera. Questa è la scelta del signor Aprile, forse Ilari voleva addirittura un rosso, lo vediamo che è abbastanza arrabbiato, risentimento figlio ovviamente di questo colpo subito. Adesso due cambi per Mister Napoli, esce Lavardera dopo questo giallo a chiudere una giornata positiva in termini di sponde, in termini di sacrificio, però sotto porta poteva sicuramente fare meglio l'ex Castelbuono. È arrabbiato Lavardera, entra Cusimano, era pronto a entrare anche lo giudice, ma mi sa che ci sarà la prossima volta per Alessandro lo giudice, perché non esce nessuno. Napoli sta gestendo i suoi come se fosse la PlayStation, a difendere su questo calcio di punizione che potrebbe essere uno degli ultimi brividi di questa gara. 93esimo in corso, può andare Campanella, arriva al centro, esce un'altra volta Don Carlo con Garriga, manca un minuto, un altro cambio Napoli, ma rimette poi in gioco l'Accademia. Pizzo si lamenta perché la sponda era buona, ma ancora una volta non viene utilizzata dai suoi compagni. Sempre calcio d'angolo, andrà a battere da Guanno stavolta. Campanella va in aria, sono tutti in aria, anche Ravazza. Due uomini a rimorchio sono Capitan Cammareri e Ilari.
fischia qualcosa al centro dell'area del signor Aprile che vuole vederci chiaro. Ora sì che si può battere questo calcio d'angolo, sono tutti in aria. Prima che arriva al centro, ha provato a Mucciota a girare un'altra volta, il pallone deviato da... se non vado errato, da Golli. E allora, altro calcio d'angolo, ancora Accademia. In questi minuti finali, pallone che arriva al centro! Ed è arrivata la deviazione. Abbiamo di chi credo di Secan. Rete di Secan. Un'altra volta il bomber. Graffia per la prima quest'anno. La prima rete dell'Accademia. Per forza deve essere. Sta giù, Super Mario Secan. Era finita la partita, erano 4 minuti di recupero. Sarà ancora spazio per un ultimo brivido, per un ultimo grido da parte dell'Accademia. Ha il fischietto in bocca il signor Aprile però. È finita, signore! Non fischia ancora però, signor Aprile. Adesso sì! Viene macchiato solamente il clean sheet della Don Carlo con questo gol di Secan al 94esimo. Non basta per l'Accademia per rimontare una formazione come quella di Mister Napoli che grazie a un super Tommy Flores, super ispirato, riesce a portare a casa i primi 3 punti della stagione da sommare al punto ottenuto contro il Partinico Audace. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui dal Roberto Sorrentino di Trapani. Applausi all'Accademia, applausi a Don Carlo e noi ovviamente ci rivediamo settimana prossima con lo spettacolo dell'eccellenza qui su Sport.